succede in tutta Europa, nessuno lo farebbe mai davanti alla Reggia di Versailles, davanti a Villa Pisani o a Villa Contarini e Piazzola sul Brenta. È un'opera che offende la storia, offende il castello, offende il paesaggio intero. La proprietà del Castello del Cataio, la famiglia trevigiana Cervellin, è sconvolta. Ha appreso da solo 4 giorni della pubblicazione di un costoso rendering del centro commerciale, che fa pensare che la mega operazione, di cui da almeno un decennio si parla a 2 Carrare, potrebbe iniziare a diventare realtà. Noi faremo tutto quello che è possibile per... non so se riusciremo, non abbiamo le forze per fermare forse, ma quantomeno per informare le persone e per far sapere la nostra completa contrarietà ad una cosa del genere, che appunto offende il paesaggio, l'arte, la storia di un'emergenza e di un territorio che ha invece un'opportunità immensa, come sono i Colli Euganei e tutta la zona ad est dei Colli Euganei, quindi non è questa la vocazione che dovrebbe avere il territorio, non lo è. Di sfregio al territorio parla anche la Confagricoltura di Padova. Il presidente Giordano Emo, capo di lista, dice che il maxi centro commerciale mette a repentaglio le tante attività agricole e commerciali che sono il tessuto della provincia. Uno sperpero di territorio a danno della campagna veneta, dice capo di lista, ancora più grave per la complessa rete viaria che richiederà. Lunedì mattina in municipio a 2 Carrare il sindaco Davide Moro comunicherà quali intenzioni ha la sua giunta comunale per la possibile mega opera edilizia che invaderà la campagna del paese e il paesaggio davanti al Castello del Cataio.